Questi erano i Queen con Don't Stop Me Now, canzone più positiva al mondo praticamente. Tu l'hai visto il film dei Queen, Giulio Voce? Ancora no, buon pomeriggio. Come ancora a tutti. no? Ancora Ma no. uno che mangia pane e musica tutti i giorni. Hai ragione. Queen ti piacciono, sì? Sì. Siamo qui con Giulio Voce, cantautore romano nonché mio amico, che a breve avrà un po' di live, perché ho visto che oggi hai pubblicato anche un altro live per il 1 febbraio, tra poco ne parleremo. E tra l'altro il 22 di gennaio Bohemian Rhapsody al cinema invece andrà in versione karaoke. Lo sapevi? Quasi lo vado a vedere direttamente in versione karaoke. Esatto, metteranno le parole sotto le canzoni che manderanno praticamente. Vabbè, comunque Giulio Voce è qui per raccontarci un po' della sua musica. Devo dire che a Roma si muove davvero bene, e io ti ho lasciato un po' di anni fa, quando ancora eri single musicalmente parlando. Adesso ti ritrovo addirittura in un rapporto a tre praticamente. Esatto. Giulio, che è successo nel frattempo? Beh, allora, nel frattempo, da quando ci siamo, dopo l'ultima volta che ci siamo visti, è uscito anche un altro album, sempre come cantautore solista, che si chiama Terra Bruciata, e ne approfitto per dirlo, insomma, che è online su Spotify, eccetera eccetera. E poi a un certo punto mi sono stufato di stare da solo e ho raccattato così i primi due che ho trovato. Saranno contenti? In realtà sì. Ciao Luca, ciao Francesco. In realtà con loro, con Luca Branella e Francesco Amici, avevamo già suonato precedentemente, ma in tutte situazioni in cui insomma non eravamo una band vera e propria. Invece adesso nell'ultimo anno abbiamo iniziato questo percorso. Sono molto contento perché ci tenevo nella mia ciurma a non stare da solo in mezzo alla tempesta, e avere almeno altri due. A proposito di tempesta, intanto vogliamo subito dire che Giulio Voce è il nome vero, non è il nome d'arte, perché purtroppo tu avrai questa cosa. Ma tra l'altro il mio amico Cristiano Militello penso potrebbe farci una puntata su di te, perché sai che lui va a cercare a Striscia Notizie i nomi dei campanelli. Un cantante che si chiama Voce di cognome, glielo segnalerò, dopo gli scriviamo. E appunto io notavo che già dalla descrizione che fai, storie di quartiere, mare, libertà, nomini spesso, adesso mi hai nominato la tempesta, però il mare è un filo conduttore da sempre della tua musica, o sbaglio? È esattamente così. Diciamo che appunto anche questo è poi il passaggio dal Giulio Voce cantautore alla band Voce, a questo nuovo progetto. Il fatto che prima qualcuno mi aveva affibbiato il nominativo di cantautore di quartiere, allora ho detto vabbè, ok, bello il quartiere, mi piace eccetera, poi cerchiamo di andare anche oltre, quindi salpiamo per nuove storie. Beh, sì, diciamo che il mare fa parte sempre, ha sempre esercitato un fascino magnetico. Tu dove sei nato? Qua? Io sono nato a Roma, però sono di origini calabresi, e poi sono molto legato al Circeo, tant'è che se ti ricordi nel primo album ho fatto la canzone Il volto della maga, dedicata alla maga Circe. E tra l'altro spendo due parole da quella canzone. Quella canzone mi ha portato a conoscere un caro amico, che poi siamo diventati amici, giornalista Rai, Stefano Orsini, che lui aveva scritto un libro, All'ombra della maga. Allora ci siamo trovati e da lì abbiamo iniziato a scrivere anche delle canzoni nuove, tutte incentrate sul mare. L'anno scorso è successo questo. E allora, a proposito di canzoni, tra poco parleremo anche appunto dei live che ci aspettano, però vogliamo subito ascoltare una canzone dal tuo EP che è uscita a ottobre, se non sbaglio, che si intitola omonimo, Voce, esatto, qua la fantasia si spreca. Ma la canzone non si intitola Voce, guarda un po', ma si intitola C'eri tu, giusto? C'eri tu, esatto. Ce l'ascoltiamo e dopo torniamo qui con Giulio Voce, avremo ancora tanto da chiacchierare. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. C'eri tu, Giulio Voce, qui a Radio Godot, e ce l'abbiamo anche fisicamente qui a Paolino Express, qui negli studi di Via Manlio Torquato. Siamo in zona Colli Albani. Giulio, il mio quartiere, possiamo dirlo. Ah, ok, tu giochi in casa praticamente. Esatto. Ok. Allora, C'eri tu è una canzone dell'EP appena uscito. Come nasce questo EP?
Beh, questo EP nasce, allora, riprende qualche brano che avevo già scritto precedentemente, ad esempio Il Barista, che stava come versione acustica nell'EP precedente Terra Bruciata, e abbiamo un po' coinvogliato però gli ultimi lavori con qualcosa di vecchio che comunque ci piaceva, e C'eri tu ad esempio è un brano nuovo che ho scritto insieme alla band, uno di quei brani che fanno parte in realtà di una storia che abbiamo scritto, un concept a proposito di mare, che parla di questo viaggio che uno fa dal quartiere, dice basta con la vita quotidiana, me ne vado, e vivo una serie di avventure, un po' tutto a tema piratesco eccetera, però in chiave pop, quindi moderna, e C'eri tu è una canzone di queste, quindi è una festa su post falò sulla spiaggia con quel che ne consegue, insomma. Ma infatti una cosa che ho notato è che tu non hai un genere ben definito, nel senso che mi dà l'idea in realtà che vai appunto molto a concept album, no? Quindi a ciò che provi, alle sensazioni che hai, o qualcosa che magari ti ispira, come può essere magari Il Barista, che affronta un tema molto attuale, dopo ne parliamo. A seconda di quello diciamo che non sei chiuso mentalmente, nel senso che non stai a dire no, questo magari non è un argomento che potrei trattare, oppure no, questo è meglio che abbia le sonorità dell'altra canzone, perché sono canzoni che viaggiano molto anche da sole, no? Sì, è vero, è vero. No, ti ringrazio di questa cosa che dici, e effettivamente una delle domande che mi mette più in difficoltà è quando mi chiedono che genere fai. Non lo chiedete più, per favore, ve lo dico adesso che mi sta ascoltando. Allora, questa è una cosa della gente che fa musica, che sa fare musica, anche quella appunto di non incanalarsi dentro, ma ci sta, nel senso che appunto Il Barista, ad esempio, la canzone che ascolteremo tra poco, c'è anche il video su YouTube, parla un po' della disoccupazione anche dei giovani d'oggi, o comunque sì, è tratto da una storia vera, perché parlando con un barista che è laureato eccetera, ho fatto, diciamo, ho preso spunto da questa storia per raccontare poi tante storie che ci sono qui in Italia, ma magari non solo, però l'ho un po' camuffata con questo motivetto un po' frivolo, cioè l'ho fatta sembrare una canzoncina così, con il lieto fine, poi vedremo. Con il lieto fine, esatto. Va bene, allora ci stanno anche scrivendo degli amici al 331 58 40 060, se volete mandare un messaggio a Giulio Voce che è qui con noi potete farlo, vi ripeto il numero WhatsApp è 331 58 40 060, potete anche mandare degli audio, però ho già letto un commento di un puccettone. Sì, ok. Che salutiamo. Che è Daniele? Daniele, che oggi ha scritto un commento bellissimo che ti ho anche mandato, citando il mitico Paolo Villaggio. Okay. Lui mi sa che è un po' più social di noi, no? Perché commenta ovunque, complimenti Daniele. Noi siamo meno social. Giulio, qual è il tuo rapporto con i social? Vedo un po' tragico, vedo che... Allora, ci sta ascoltando anche la nostra social media manager, che salutiamo, Maria Romana, e quindi dovrei dire che è tutto fantastico. Diciamo che per necessità mi sono adeguato, però preferirei tenere il telefono spento e fare altro, però certo, purtroppo esatto, purtroppo noi siamo vecchio stampo. Che anno sei tu? 86. Io sono 88 e purtroppo stavo dicendolo prima, ho provato a fare una diretta Facebook, me l'hanno bloccata, comunque vabbè. Scusa, io sto provando a fare la diretta Instagram, ma non ci riesco, non so per quale motivo, quindi... niente dirette per oggi, dobbiamo comprarci, come dicevo prima, un social media manager, così Allora, ascolta, adesso parliamo anche di live. Anzi, io prima ascolterei Il Barista. Sì. Il Barista, che è una canzone che appunto presente anche su YouTube. Sì, abbiamo girato il video, è uscito a settembre. L'hai scelta praticamente come canzone apripista dell'album, dell'EP, no? Esatto, intanto perché richiamava un po' appunto il mio vecchio mondo, e poi l'abbiamo riarrangiata in chiave un po' più, se vogliamo, moderna, e poi sì, perché comunque la reputo una delle canzoni che mi rappresenta e ci rappresenta di più adesso come band. Ok, allora l'ascoltiamo. Giulio Voce, o Voce Band, che Voce dir Band, sì, no. Ok. Voce Band è un trio ormai, padre, figlio, spirito santo, esatto. ci sono tutti qua praticamente in un modo o nell'altro. Questa è Il Barista su Radio Godot, Paolino Express. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot.
Paolino Express in diretta ogni martedì dalle 14 alle 15:50, WhatsApp 331 58 40 060. Mi pare di fare le televendite. Vabbè, comunque, allora Giulio, il barista, con tutto il rispetto dei baristi, dei commessi, certo, eccetera, no, ovviamente un lieto fine in questa canzone. E ci sono dei live che ti aspettano già domani, no? Esatto. Domani sei al Crash di Roma, che sta in zona Sant'Agnesa Libaliano. Sì, esatto, Libaliano, vicino Piazza Istria, quartiere, insomma, Viale Libia, quartiere Trieste. Posto molto molto carino, molto accogliente, e si sente molto bene, e gestito da persone che sanno fare molto bene il loro lavoro, e li saluto e li ringrazio. Per fortuna esistono ancora i locali che fanno la musica live. Esatto, esatto. Adesso, con tutto il rispetto per il karaoke che io ho fatto per tanti anni nei locali di Roma, ci devono essere i locali per il karaoke, ma viva Dio anche quelli che continuano a fare musica live. Quindi il Crash di Roma alle 21. Domani alle 21 sarà un orario un po' insolito, perché di solito i concerti iniziano tardi, alle 11. Invece ne approfitto per dirlo, ragazzi, domani venite presto, perché si inizia presto, visto che così poi potete andare al lavoro tranquilli e alla sera andate a dormire presto dopo un bel concerto, qualche più di uno bicchiere di vino. Che meraviglia, che meraviglia, esatto. E si canta. E poi sì, una cosa della serata di domani, ne volevo approfittare per dire che ci sarà anche un piccolo spazio tributo al grande Fabrizio De André, visto che è stato il ventennale della sua scomparsa venerdì, se non ricordo male. Sì, esatto, infatti te lo stavo per chiedere, perché vedevo qui nella tua biografia che appunto tra i grandi cantautori ai quali ti ispiri, Rino Gaetano, Guccini, Bennato, c'è appunto anche Fabrizio De André, quindi anche cover, non solo le tue canzoni. Tendenzialmente facciamo sempre le nostre canzoni, e le cover le facciamo, che ne so, un paio di cover a serata come momento un po' quasi ludico. Però domani ci faceva piacere, ci sembrava giusto dedicare questa piccola parentesi, che è una cosa che in realtà non faccio mai, anche sui social, quando o scompare qualche artista eccetera e tutti sì, pubblicano certo. il link, le fai, non lo faccio mai, però per De André sì. E poi è una cosa che mi viene naturale, perché io è da quando sono piccolo che ho suonato le sue canzoni, quindi è un momento da condividere insieme al nostro pubblico. Ascolta, mi viene spontanea una domanda molto attuale, no? Sfera Ebbasta è su tutti i giornali. Bene. Quanto la musica che si ascolta nell'infanzia, quindi nell'adolescenza, anche influisce poi sulla persona, secondo te, visto che tu mi dici appunto Fabrizio De André da sempre lo ascolti e quello che fai adesso è il cantautore a tutti gli effetti, certo, ricercato, nel senso, musicalmente parlando, suoni, ti piace suonare, ti piace la musica con la M maiuscola, diciamolo. Grazie. Vorrei evitare poi di fare discorsi pesanti, no, però però io dico che la musica è fondamentale, è lo specchio della musica, come altre arti, e la cultura è un po' lo specchio della società. Non mi metto a giudicare la musica che esce adesso, però diciamo che effettivamente la musica del momento influenza tantissimo, secondo me, soprattutto l'infanzia, soprattutto l'adolescenza, eccetera. Io ho avuto la fortuna di avere dei buoni maestri, ecco, diciamo così, oltre ai cantautori, anche il rock, gli anni 70. In realtà io ho iniziato facendo punk rock, suonavo gli Offspring e i Green Day, a cui sono tantissimo ancora legato, quindi. Allora, anch'io avevo una band del periodo delle superiori, e i Green Day insieme agli Oasis, ecco, Red Hot Chili Peppers erano un po' la BC, no? Esatto. I Wonderwall che abbiamo appena ascoltato, poco fa nei ricordi degli anni 90. E invece della musica di adesso c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che dici questo qua potrebbe piacermi? Va bene, allora no, guarda, allora c'è di adesso mi viene in mente Mannarino, però pure lui è un cantautore.
qualcosa che non sia di quel genere, guarda, facciamo così, ci penso alla prossima. Va bene. Allora, però non c'è solo il Crash di domani, mercoledì 16 gennaio, lo ricordo, alle 21, ingresso libero, fino a esaurimento posti alle 21, mi raccomando, il live del Voce Band. Ho letto anche il 2 febbraio, sei da qualche parte, giusto? Il primo, sì, Okay. Il 1 febbraio al Fax Factory, in quel del Pigneto. Va bene, poi cosa abbiamo? Poi altri abbiamo live? in realtà un live che ancora non sveliamo la data perché era fissata, ma forse la spostiamo perché di mezzo c'è un compleanno che non diciamo, e la faremo in quel di Monterotondo, in provincia di Roma sempre, il posto si chiama Botanica, mi pare. Però la data ancora da definire, quindi stiamo facendo un po' di cose, usciranno anche altri video, sempre delle EP. Sì. Già stanno uscendo delle clip di spezzoni di video live, sia acustici che in elettrico, che abbiamo fatto dell'EP sulla pagina Facebook e su Instagram. Ok, dove ti troviamo? Su Instagram, Voce, basta scrivere allora, Voce. Quello è un po' complesso. Ma è complesso perché, dato che questo è un progetto nuovo, si sta evolvendo anche dal punto di vista social, perché fino adesso c'era la mia pagina Giulio Voce, che comunque la trovate anche come Voce su Instagram, e proprio oggi è stata creata la pagina ufficiale Voce Band. Però se facciamo la festa. Applausi. Così sappiamo tutto. Però su Facebook cioè esiste la pagina ufficiale della band, del progetto, si chiama Voce Band, facebook.com/Voce Band. Ok, allora questo è Paolino Express, caro Giulio, che vuol dire, visto che mi sto divertendo, io ti chiederei di stare altri 5 minuti, si può? Sì. Ok, allora mi sono già fatto cacciare dal lavoro. Che meraviglia. Va bene, ringraziamo anche coloro che ti danno da mangiare, che ti hanno fatto venire qui. Ok. E faccio la fine del barista. Esatto. Va bene, ci ascoltiamo un altro brano dal tuo EP che è la panchina. Le panchine, scusami. E dopo torniamo che abbiamo un po' di domande in stile Paolino Express. Tu stai tranquillo, è tutto sotto controllo, va bene? Bene. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Panchine, Giulio Voce a Radio Godot, qui con Paolino Express, in diretta ogni martedì dalle 14 alle 15:50. Giulio, direi che abbiamo detto davvero tutto, no? Dall'inizio, dalla tua adolescenza con Fabrizio De André al rapporto adesso in 3 con gli altri 2 della band, e ormai è così. Ti hanno detto qualcosa, ti hanno scritto, no? Preferisco non leggere. Occhio che secondo me domani non si presentano, potrebbe essere. Per le ragazze diciamo che in realtà tutto questo è una montatura, no? Non c'è nessuno. Esatto. No, allora ricordiamolo di nuovo, domani alle ore 21 al Crash di Roma in zona Piazza Istria, ingresso libero fino a esaurimento posti. Potete ascoltare Voce Band con tutte le sue canzoni di adesso e non solo. Allora, sei a Paolino Express, pardon, appunto, che si rifà un po' a Pechino Express, noto programma di Rai 2, quindi parliamo anche di viaggi, visto che comunque nelle tue canzoni comunque il viaggio c'è tutto sommato. Sì. Beh. Qual è il viaggio più bello che hai mai fatto, Giulio? Mi metti in difficoltà perché ce ne stanno almeno 2. Allora, sono stato 4 volte in Grecia, però la prima volta che ci sono stato è stato probabilmente il più bello, perché è stata proprio un'avventura on the road, come dicono. Ok. Perché sono stato 15 giorni e me la sono visitata tutta, tipo abbiamo fatto 2000 chilometri dal Peloponneso fino all'Attica, fino ad Atene, le Meteore. Quello è stato veramente un viaggio d'avventura. Macchina, camper? Macchina, sì. Il fascino poi del viaggio in nave, arrivare lì. Certo. Diciamo l'Europa un pochino l'ho girata, anche la Provenza e il sud della Francia mi è piaciuto molto, insomma, però posso dire senza problemi la Grecia. Prima raccontavamo di questa ragazza, mi sembra che a Monza ha trovato questo portafoglio con 35.000 euro, li ha riconsegnati, eccetera. Ti regalano 35.000 euro perché ci viene da pensare che tu ovviamente il portafoglio lo riconsegneresti subito. Certo. Se ti dovessero regalare 35.000 euro, il viaggio che vorresti fare assolutamente?
Ma in realtà non lo farei, mi metterei a casa e mi programmerei tutto il mio futuro lì senza dover più fare nulla. Ho capito. Va bene, però sei a Paolino Express, immagina che devi ai Caraibi, visto che abbiamo parlato di pirati. Ok, va bene, i Caraibi, va bene. E cosa non manca mai nella valigia di Giulio Voce? La chitarra. Ah, beh, giustamente, quella non manca mai, quindi cellulare, caricabatterie. C'ho la chitarra tascabile che entra in valigia. Fantastica, una meraviglia. Al di là del cellulare, caricabatterie, eccetera, deve esserci la chitarra. Magari una penna e un foglio, dai. Una penna e un foglio. Ok. Che sono più comodi da portare. Certo, ovvio. Appena vedi il mare poi è ispirazione, esatto. Praticamente, giusto. Va bene Giulio, allora ricordiamo che sei su Instagram, su Facebook, Voce Band, ma le canzoni tue si possono ascoltare anche su Spotify, certo. giusto? Beh, diciamo un po' ovunque ormai, da Amazon Music, iTunes, YouTube Music, ormai c'è Deezer e Spotify ovviamente. Su Spotify insomma ci sono anche i miei primi 2 lavori come Giulio Voce. Per quello attuale, l'EP adesso che si chiama Voce, insomma dovete cercare Voce, dato che è di difficile, perché se tu cerchi Voce ti esce di tutto. Immagino. Voi cercate Voce con uno dei titoli delle canzoni, quindi le panchine, il barista, quello che vi fa. Ok, ascolta, ma stavo pensando, adesso ne parlo con Militello, per il cantante che si chiama Voce. Ma sarebbe fantastico poi se facessi The Voice. È vero. Ci Quello avevo pensato. Quella sarebbe la triade perfetta. Ci avevo pensato. No, andatelo a trovare nei migliori locali di Roma, il nostro amico Giulio Voce con Voce Band. Andate ad ascoltarlo perché vi divertirete. Io domani non lo so, però il 1° febbraio è molto più probabile, quasi quasi un salto ce lo faccio. Dai. Grazie Giulio e alla prossima, quando vuoi siamo qui. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.